Le decisioni unilaterali e certamente non concordate, del tutto inaspettate della società Evincis che gestisce l'elisoccorso in nome per conto della regione siciliana non potevano non trovare una risposta concreta e incisiva da parte della regione. Privare la Sicilia orientale, Messina e Caltanissetta, adesso a Messina è stato ripristinato il servizio di un presidio fondamentale a tutela della comunità siciliana, del diritto alla salute anche dei numerosi turisti che in questo momento albergano nel territorio della regione, è stato un fatto gravissimo. Siamo intervenuti d'intesa col Presidente della Regione e con l'assessore regionale della salute attraverso una immediata contestazione che ha garantito il ripristino delle normali attività a Messina. Contiamo che entro oggi avvenga la medesima attività di reintegro delle funzioni anche a Caltanissetta, un gravissimo fatto che merita evidentemente ulteriori iniziative che saranno assunte nelle prossime ore da parte della Regione nei confronti della società Evincis.